E a proposito della SEA, vi proponiamo il ritratto e dunque l'intervista con Sabrina, che negli ultimi periodi è stata sicuramente tra le più gettonate, tra le più richieste e che pure ha un mercato in grande crescita. L'intervista con una piccola sorpresa, e cioè anche l'intervento del marito. Sabrina al link. Ci troviamo all'interno del salotto, la casa di Sabrina, questa artista catanese, neomelodica, ormai voce affermata, qualcuno l'ha anche definita la Maria nazionale, tutta al catanese. Io la ringrazio per questa sua ospitalità, anche perché a questo punto faremo un tuffo nel mondo della musica neomelodica vista chiaramente da una donna. Ricordiamo bene quando è cominciata la sua carriera artistica. Allora, la mia carriera professionale è cominciata piccolissima, all'età di 14 anni, è stata la mia prima festa di piazza, posso dire il quartiere, anche via Zia Lisa, perché sono catanese e vorrei anche ringraziare perché mi hanno spinto così per salire in questo grande palco in cui c'era un altro cantante neomelodico e quando io piccolina non tremavo. In famiglia c'è stato qualcuno che l'ha spinta e quindi magari che ha tramandato delle tradizioni? Sì, c'è stato mio padre che ora non c'è più, è il 2003 che non c'è più, è stato lui. E ti ripeto, da piccolina mi ha spinto in questa festa di piazza perché lui da giovane, alla mia stessa età da piccolo, lavorava con Franco Franchi e Cece Ingrassia e Domenico Modugno. Facevano la posteggia nei quartieri di Catania. Ma a questo punto, Sabrina, come artista, a chi si è ispirata? Guarda, la mia cantante preferita, neomelodica, è la grande Maria Nazionale. Mi sono ispirata a lei. Quindi piccolissima io ascoltavo i suoi CD, ho imparato le sue canzoni. Qualche tour che faccio, qualche concerto, metto sempre 3-4 brani della Nazionale perché me la richiedono. Mi fa molto piacere che mi dicono che assomiglio molto a lei come voce. E quindi mi fa piacere perché è una grande, come voi sapete. Per lei, a che età è arrivato il successo realmente? Secondo me il successo non è mai arrivato, mai, perché non si impara mai, sempre si deve fare molta gavetta. Per me è sempre un'emozione vivere così, diciamo che mia moglie va avanti e spero sempre che lei non arrivi mai, così non si ferma mai. I pregiudizi, possiamo dire che sono calati rispetto a prima o forse ancora c'è una brutta visione di questo ambiente? No, sicuramente no, perché la canzone, ti ripeto, la canzone di classe napoletana non è malavita. Il pregiudizio qual è? La gente è mormora, ma mormora dai tempi dei tempi passati, diciamo. Ci sono state sempre delle discordanze fra persone e persone sul mondo della canzone napoletana e quindi io li supero con una risata. Possiamo dire che c'è gelosia all'interno della sua vita di coppia, quindi nel rapporto con suo marito, e se vi siete conosciuti grazie alla canzone? Ci siamo conosciuti tramite una serata, io cantavo piccolissima, lui era uno del pubblico, quindi mi guardava. La gelosia è arrivata durante la sua carriera Gelosia, artistica? sì, tanta. Lui non voleva perché logicamente tu sai, per una donna è molto difficile prendere questa professione, non è come l'uomo. La gelosia, diciamo, è un punto di forza per me, che sto sempre addosso a lei su questo campo, perché sai benissimo che il campo della canzone napoletana, come dicono in tanti, che poi non è vero, è un campo non brutto, un campo molto complicato. È possibile vivere con il neomelodico? Si può vivere, devo dire che si può vivere, dipende dall'artista, dipende che gavetta ha fatto, perché ci vuole molta gavetta. Prima di salutarci, non possiamo che chiedere di sentire ancora una volta la tua splendida voce. Ci dedichi anche solo un ritornello? Sì, perché no? Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già voluto mai, non bene così grande.